Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al territorio con Sammy Varin, buongiorno. Radio Libertà, 6 minuti dopo le 11, abbiamo ascoltato Altalena Boy di Lucio Corsi, un vecchio brano che però parla di rom che rubano i bambini. Oggi Lucio Corsi su tutti i giornali, non per questo pezzo, ma perché esce il nuovo album. Volevo essere un duro. Bello bello da sentire, chiaro che non è più un artista tra virgolette indipendente, ma vi prometto lo ascolteremo. È chiaro che oggi su tutti i giornali è un riferimento a questo pezzo Altalena Boy, dove si parla dei rom che rubano addirittura i bambini. È un riferimentino, c'è anche su Repubblica, anche se è proprio una carezza, non hanno voluto infierire, chissà come mai. Bah, boh, boh. Come va? Come va? Va bene, anche perché tra pochissimo arrivano gli ospiti del venerdì, lo sapete, una chiacchierata con Chiara Soldani che da leggifuoco.it ci riassume la sua settimana, una chiacchierata con i bacchettoni di informazione cattolica.it, poi alle 11.30 il Focus Piemonte, oggi commentiamo l'attualità con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega, presidente della Commissione Politiche UE, ma anche responsabile organizzativo della Lega Piemonte. Ma oggi tocca a Sammy Varin fare la musica indipendente e a mezzogiorno quindi godremo di artisti indipendenti, oggi tutte donne, e la cosa mi piace molto. Intanto però, a proposito di donne, ce n'è una bella tosta che quando parla bisogna mutare i social perché altrimenti ci bloccano per 6 mesi. Abbiamo con noi Chiara Soldani, buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E allora, vediamo cosa mette sul tavolo oggi Chiara Soldani. In Ungheria basta carnevalate gay pride. A Milano invece basta fare un banchetto della Lega per essere assaltati dai centri sociali. E poi, c'è una statua woke di una ragazza nera per contrastare il troppo bianco di Piazza della Signoria a Firenze. E poi cos'altro? Sentiamolo da Chiara Soldani. Grazie Sammy, partiamo in ordine e ovviamente seguo come sempre quelli che sono un po' i suggerimenti, diciamo così, per quanto riguarda appunto la scaletta di oggi. Giustamente hai fatto una sintesi perfetta come sempre e quindi andiamo appunto, come dicevo, in ordine. In Ungheria, visto che parliamo molto spesso del tema dei bambini, della tutela appunto dei bambini in ogni modo possibile, anche a scuola, lo sappiamo, questo indottrinamento insopportabile, l'Italia che sta cercando di fare il proprio, però all'estero e in altri paesi a noi vicini, anche e soprattutto insomma per quanto riguarda chiaramente l'ideologia, anche un po' un certo credo politico, non soltanto, ci sono degli esempi molto virtuosi. Esempio virtuoso è quello di Orban, Viktor Orban, che viene sempre bollato di fascismo, insomma gli epiteti li conosciamo a memoria, ma insomma lui decisamente ha un imprinting molto forte e molto deciso per quanto riguarda appunto quella che è la salvaguardia, come dicevamo, dei più giovani, dei più piccoli. Scene oscene ho titolato, nel senso che con questo gioco di parole riportiamo anche alla mente tante immagini veramente inopportune dei gay pride anche nel nostro paese, anche di fronte a bambini e ragazzini, insomma immagini che non sono certamente adatte insomma alla visione di soggetti così in tenera età. Per quanto riguarda il Pride diventa illegale appunto in Ungheria. Cosa succede? È stata approvata una norma che vieta appunto lo svolgimento di queste manifestazioni della comunità LGBTQ+, insomma chi più ne ha più ne metta, con la presenza insomma di una multa che arriva fino a 500 euro in caso di partecipazione insomma ad eventi che sono stati evidentemente banditi. Orban dice così vogliamo proteggere i bambini e ovviamente insomma ci sono state tutte le rivolte anche dell'opposizione ungherese, però è stato un plebiscito, nel senso che i voti favorevoli a questa norma sono stati ben 136 mentre i contrari 27, quindi insomma ci sono stati fumogeni in aula, delle scene veramente molto poco edificanti, però insomma sta di fatto che alla fine
per quanti commenti negativi si facciano, le persone e chiaramente insomma anche la politica ungherese dà ragione a Viktor Orbán e ai suoi. Un riconoscimento anche facciale per quanto riguarda coloro che partecipano a queste manifestazioni, nel senso che bisogna anche capire effettivamente chi infrange le regole, come è giusto e sacrosanto che sia. Chiaramente insomma, Ilaria Salis e i suoi non saranno favorevoli per tutti i motivi che ben conosciamo, però insomma Orban devo dire che ci offre sempre degli assist molto interessanti per varie riflessioni, non soltanto per quanto riguarda questa fresca novità. Per quanto riguarda invece le notizie in casa nostra, torniamo a Milano e parliamo di un episodio gravissimo del quale praticamente nessuno ha parlato. Mi piacerebbe sapere che cosa fosse successo nel caso si fosse trattato insomma di un centro sociale aggredito. In questo caso ovviamente è il contrario, come sempre accade, perché la violenza rossa di matrice politica ha senso praticamente unico. Un gazebo dei ragazzi di Lega Giovani Milano è stato assalito proprio nella serata dedicata a San Patrizio, quindi lo scorso lunedì sociali. Uno è stato respinto dagli agenti, mentre l'altro insomma purtroppo è andato tra virgolette a buon fine, ovviamente, con lancio di uova, bombe carta, fumogeni, un'aggressione molto violenta, ovviamente da condannare senza se e senza ma, però come sempre sappiamo c'è il doppiopesismo e quindi quando vengono colpiti certi militanti, insomma tutto sommato si può far finta di nulla. Matteo Salvini dice soliti criminali rossi, è un dato di fatto. Chiaramente ritorna il tema della sicurezza a Milano, ma torna anche il tema sempre attuale purtroppo dell'odio politico. Ovviamente si chiede a Beppe Sala di chiudere i centri sociali, sappiamo benissimo che questo purtroppo sarà un appello inascoltato e chissà come mai. Quindi insomma solidarietà a questi ragazzi e ci piacerebbe insomma che ci fosse più onestà intellettuale nella condanna di queste violenze. Andiamo invece adesso a Firenze. La cultura woke, il delirio woke che vuole contrastare il potere maschile addirittura. E pochi giorni fa c'è stata appunto la festa del papà che è spesso, lo sappiamo benissimo, è stata boicottata perché è il patriarcato, perché è l'uomo bianco occidentale, e a Firenze arriva questa statua insomma anche diciamo poco gradevole esteticamente della ragazza nera per combattere e contrastare il Davide di Donatello, in contrasto a quello che è il modello classico. Queste sono state le parole dello scultore britannico che ha realizzato tra virgolette questa opera, Thomas Jane Price, che dice l'obiettivo è appunto quello di andare a sconfessare il potere maschile, una sfida alle narrazioni tradizionali del potere e della rappresentazione appunto dell'uomo e come diciamo sempre insomma questo voler cancellare la storia, la cultura classica è quanto mai inopportuno, insomma è anche abbastanza patetico, nel senso che veramente è un teatrino dell'orrore oltre che del ridicolo questa cultura woke. E quindi insomma adesso bisogna anche sopportare diciamo queste tra virgolette opere d'arte che chiaramente nulla hanno a che fare con l'arte vera e propria. Ultima notizia, per fortuna positiva, in Danimarca è stato bandito l'utilizzo dello smartphone fino ai 17 anni nelle scuole. Notizia molto importante perché ovviamente il tema dei rischi della digitalizzazione è un tema molto importante, molto attuale, ne parlerò nei prossimi giorni anche su Fuoco, anzi ne ho scritto per Fuoco anche con tutti i rischi della pedopornografia online e non soltanto. Addirittura il 94% dei giovanissimi danesi ha già un profilo social prima ancora del compimento dei 13 anni e quindi è molto importante insomma ricordare soprattutto per i genitori e non soltanto quanto sia anche giusto essere tra virgolette al passo coi tempi, ma allo stesso tempo Sammy bisogna anche ben capire quali siano i rischi ai quali vengono anche esposti i ragazzi e soprattutto i giovanissimi con questi smartphone che dovrebbero essere spenti una volta in più, insomma accesa una volta in più invece una buona lettura piuttosto che insomma spazio alla scrittura e alla creatività. È vero, è vero, è vero, mi raccomando, ogni tanto prendetelo in mano il telefonino di vostro figlio o vostra figlia, date una controllata simpatica con allegria, ma controllatelo. Chiara Soldani, la trovate, avete sentito anche sul sito leggifuoco.it e sul periodico in versione cartacea che si chiama
fuoco. Grazie Chiara Soldani, buon fine settimana e alla prossima. Grazie a te Sammy, un abbraccio, un saluto a tutti voi. Un saluto a Chiara Soldani e a tutti voi che avete acceso in questo momento Sammy Varin su Radio Libertà, canale 252 del televisore in tutta Italia, ma anche la Radio DAB e tutte le piattaforme targate Lega e non soltanto. Il sito del Corriere ha lanciato l'allarme anche sul Corriere cartaceo perché le dogane degli USA iniziano a far paura. Tutti i casi di turisti europei respinti in manette o nei centri di detenzione. Detta così chiaramente fa davvero paura. La Germania ha avvertito sui rischi per chi va negli Stati Uniti e commette qualche leggerezza, nel senso che dici che ti fermi per una settimana e poi ti fermi 6 mesi, ad esempio, o non dici dove vai. Beh, ragazzi miei, questo vale da sempre in tutti i posti del mondo. Se li vuoi fregare, semplicemente loro dopo fregano te. Ma il Corriere la sta mettendo che anche gli italiani adesso iniziano a cancellare, a tagliare le vacanze oltreoceano. Non è che le devi tagliare, semplicemente se scrivi che ci stai una settimana, ci devi stare una settimana. Santa polenta! Tra poco troviamo spazio anche con i vostri WhatsApp, ne sono arrivati moltissimi questa mattina. Potete ancora scriverli al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno, ma adesso a commentare la settimana abbiamo i bacchettoni di informazione cattolica. Linea Pietro Licciardi, buongiorno. Buongiorno Sammy, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, prendendo spunto da un articolo pubblicato dal Corriere, Informazione Cattolica ha scritto un editoriale sul Ramadan che ha soppiantato la Quaresima nel Regno Unito. A Londra, supermercati e grandi magazzini invitano al digiuno islamico e i negozi allungano l'orario per andare incontro alla clientela musulmana. Del resto, pecunia non olet, e siccome gli islamici stanno diventando sempre più numerosi, niente di strano che chi vuole fare affari si adegui alla nuova clientela. Inoltre, cosa possiamo aspettarci da un continente sempre più pagano che ha rinnegato le sue radici culturali e religiose nella sua carta costituzionale e dove le elite al potere ancora si fanno abbindolare dalle ideologie atee di stampo marxista o sono succubi dei cosiddetti poteri forti, il cui orientamento è palesemente e scopertamente laico-massonico e dunque anticristiano. Ormai questa Europa, almeno quella anglosassone, franco-tedesca e scandinava, sta cambiando la sua fisionomia demografica e antropologica, anche e forse soprattutto a causa del drammatico arretramento della Chiesa, anzi di una certa Chiesa modernista, e il modernismo, ricordiamolo, per Papa Pio X era la sintesi di tutte le eresie, che ha rinunciato ad annunciare Cristo per farsi compagna di strada di tutte le ideologie e di tutte le religioni in nome di un inconcludente dialogo e un malinteso ecumenismo. Ma niente paura, Cristo è il Signore della storia e non certo le combriccole oligarchiche e politiche che ancora si ostinano a pianificare a tavolino fantomatici mondi perfetti per una umanità affrancata dalla religione cristiana. Combriccole che neppure si avvedono che sì, l'Europa si sta riempiendo di islamici in due altri, ma si tratta di persone che l'ateismo neppure lo concepiscono e che hanno un forte senso religioso, sia pure male indirizzato, e che quando la Chiesa sarà ripulita dal modernismo, ormai screditato e relegato in posizione di retroguardia, benché ancora ben saldo nei luoghi di potere, il piccolo gregge di cui parlava Benedetto XVI, ancora cardinale, saprà far rinascere l'Europa e la Chiesa, e a quel punto il digiuno non sarà più per il Ramadan, ma nuovamente per la Quaresima. Matteo Castagna ci parla del libro dell'arcivescovo brasiliano Antonio de Castro Maier, intitolato Catechismo delle verità opposte agli errori del nostro tempo, edizioni Sodalizium, in cui troviamo cose molto interessanti, come il fatto che i migranti si debbano scegliere perché si presuppone che lo Stato abbia già compiuto una cernita fondata
sui principi di legalità e proporzionalità, ma devono essere prese in considerazione anche, prima di tutto, le loro credenze, non solo i vantaggi di ordine economico, politico ed etnico che dalla migrazione possono derivare. Questo per evitare conflitti sociali e per ovviare a coloro che non intendono integrarsi. L'unità del paese, dice l'arcivescovo brasiliano, nella vera fede costituisce il più alto dei suoi valori spirituali. È ovvio che tale unità può essere spezzata se si aprono le frontiere a correnti migratorie che vengono a costituire dei tumori religiosi, tanto pericolosi nella sfera spirituale quanto lo sono i tumori razziali nella sfera politica. Ma questa è solo una delle perle contenute nel libro che merita di essere letto, soprattutto dai politici che dicono di essere cattolici. Daniele Trabucco si sofferma sul fatto che la vita è più importante della volontà individuale. Pertanto, una legge che consentisse l'eliminazione volontaria della vita umana negherebbe implicitamente l'esistenza di un bene oggettivo superiore alla volontà individuale e dissolverebbe il fondamento stesso del diritto, che non può ridursi a una mera volontà positiva dello Stato o del singolo. Trabucco si riferisce al fine vita e eutanasia, come dir si voglia, ma direi che il principio si adatta perfettamente anche all'altra forma di omicidio che è l'aborto. Andrea Rossi ricorda il gius lavorista Marco Biagi, assassinato dalle Brigate Rosse quando era consulente del ministro del lavoro Roberto Maroni nel governo Berlusconi II. Il professor Biagi è stato un uomo coraggioso, uno studioso intellettualmente onesto, un professionista diligente ed un vero servitore dello Stato. Gli assassini sono stati brigatisti, ma i mandanti del suo, come di molti altri omicidi, sono stati, scrive Rossi, quei pensatori, opinionisti, giornalisti, neo, post o cripto comunisti che in quegli anni hanno sparso odio di classe a piene mani. Oggi quei soliti loschi individui cianciano di schiavismi, di sfruttamenti e marciano per la pace, ma il tempo è galantuomo e mentre i nomi delle vittime le leggiamo su strade, piazze ed edifici, pronti ad essere ricordate come si deve un giorno, assassini e complici saranno presto e volentieri dimenticati o tutt'al più associati di tanto in tanto all'infamia di quei tempi cupi in cui la sinistra rivoluzionaria o in doppio petto sognava di conquistare l'Italia. Raffaele Iannuzzi invece ci descrive il nichilista della Porta Accanto. Il nichilismo, che ha origini lontane, nel XIV secolo un frate inglese, Guglielmo d'Occam, inizia a smontare pezzo per pezzo l'impalcatura metafisica della teologia. Non esistono più categorie universali capaci di abbracciare la totalità dei fattori dell'esperienza umana, a partire dal rapporto dell'uomo con Dio. Da lì a Nietzsche, che poco prima del secolo scorso dichiara la morte di Dio, è un attimo. Nel presente abbiamo singoli, smarriti e sradicati, scrive Iannuzzi, incapaci di progettare la propria esistenza grazie alla fede vissuta, a una ragione aperta alla totalità dei fattori in gioco, nel vivere individuale e sociale, a una visione dell'uomo, del mondo e della società nutrita di valori tradizionali e principi etici non negoziabili. È un mondo ostaggio delle pulsioni esterne più violente e del gioco capillarmente diffuso della domanda e dell'offerta. La conseguenza radicale e inevitabile è che gli uomini sono tutti consumatori a una dimensione, non nel significato teorizzato dal sociologo marxista Herbert Marcuse, ma in quello teologicamente più avvertito dello svuotamento pressoché integrale dell'anima e del senso pieno della trascendenza e del Dio vivente. Insomma, un mondo di morti ancora in vita per scommessa biologica, gente che vediamo ogni giorno che abita vicino a noi, il nichilista appunto della Porta Accanto. Intanto, mentre si compie il giro di boa del compiuto nichilismo, il potere ringrazia. Per chiudere, due paroline su Giorgia Meloni, che avendo manifestato il suo legittimo dissenso sulle origini di questa Europa, ha sollevato i guaiti scandalizzati della sinistra. Come scrive Diego Torre, la Meloni ha letto alcuni dei passaggi più discutibili del manifesto, dove si auspica una rivoluzione dall'alto alla Lenin o alla Robespierre,
che, fregandosene del popolo immaturo, realizzasse un superstato socialista che rieducasse le plebi. Questo è già avvenuto però nei paesi comunisti ed avviene da qualche decennio nell'Unione Europea, dove i popoli devono inghiottire ogni limitazione alla libertà e spese ideologiche folli. Si veda ad esempio la riconversione green, perché ci pensano le elite illuminate a stabilire ciò che è bene per noi con i soldi e con le vite degli altri. La Meloni ha svelato l'altarino del progetto laico-socialista e massonico di Ventotene e questo ha fatto saltare i nervi ai tanti oppositori, come se la premier Meloni avesse infangato l'onore della loro madre ideologica. E con questo, caro Semmi e cari ascoltatori, per questa settimana è tutto. Ma non è tutto perché trovate il resto sul sito www.informazionecattolica.it o semplicemente digitando su Facebook Informazione Cattolica. Grazie come al solito e appuntamento alla prossima settimana con Pietro Licciardi. Ciao! Grazie e un salutone a tutti voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEUC2? ACEUC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACEUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Roba buona e naturalmente introvabile. Qui è come fare la spesa dal contadino. Questi sono artisti che dovete ricercare direttamente su internet. È la roba bella, la parte bella di internet. In questo caso per trovare la buona musica indipendente di un artista conosciutissimo dai leghisti e da tutti coloro che amano la propria terra, perché lui la sua terra l'ha difesa per tanti, tanti anni cantando. Sergio Bassi, venuto a mancare purtroppo qualche anno fa, canta questa Petali dedicata al padre, proprio nella settimana della festa del papà. Petali di Sergio Bassi ci porta alle 11:34, quando è tempo proprio di parlare di territorio con il Focus Piemonte. Qui Parlamento. Va ora in onda Focus Piemonte. Chi passa in front sta via città. Si parla di territorio, ma si commentano naturalmente anche le notizie importanti di queste ore con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Vi parlo dal gazebo della Lega di San Benigno Canavese. Siamo al mercato in questo momento. Ah, ho visto che già alle 9 hai aperto il gazebo della Lega San Benigno Canavese e proprio da qui direi possiamo partire, perché tu sei deputato della Lega, sei presidente della Commissione Politica UE, ma sei anche responsabile organizzativo della Lega Piemonte, e quando fai gazebo posso immaginare la gente arriva. E quali problemi ti mette sul tavolo? Perché in questa settimana mi pare ci siamo un attimino menati via con Ventotene, con il Rearm Europe, con cose che poco c'entrano con la vita di tutti i giorni. Che cosa ti dicono i cittadini questa mattina in gazebo? Ovviamente ognuno racconta la sua esperienza, ognuno racconta la sua storia. Io vi posso dire che forse qui in Canavese il dibattito della settimana è un dibattito un po' più politico rispetto a quelli che sono i problemi veri, nel senso i problemi di tutti i giorni, perché qui ha fatto scandalo la decisione di una scuola di Rivarolo Canavese, della direttrice della scuola, di invitare tale Eric Gobetti, mi sembra che si chiama Eric, scrittore, pseudoscrittore negazionista del tema foibe ed esuli, e dopo un primo momento in cui gli studenti hanno inscenato delle giuste proteste, noi come Lega ci siamo schierati dalla parte degli studenti che hanno di fatto bloccato le elezioni contro questa decisione della preside. Noi come Lega siamo intervenuti, la direttrice scolastica ha poi bloccato questo evento e poi l'ha ricalendarizzato, e allora io ho già intavolato e sto preparando una interrogazione parlamentare per chiedere al ministro di Valditara se è opportuno, nonostante l'autonomia scolastica, che in una scuola vengano professate delle tesi negazioniste verso il mondo, verso quello che è stato il dramma delle foibe e degli esuli. Diciamo, non è un argomento di tutti i giorni, non è l'argomento della spesa, però non è l'argomento delle bollette o degli imprenditori che devono pagare le tasse e gli stipendi, però devo dire che
nonostante i cittadini abbiano altri problemi che li riguardano più personalmente, più anche nel portafoglio, e che comunque riconoscono tutto quello che la Lega sta cercando di fare attraverso il governo, attraverso il Parlamento. Questa notizia qua ha fatto scalpore. La nostra posizione è stata molto apprezzata, anche perché ci siamo forse messi dalla parte di quelli, tra virgolette, più deboli, no? Ovvero gli studenti che hanno dovuto e che dovranno subire questa lezione di negazionismo senza un confronto. Ecco. Devo dire che sono rimasto anche, se vogliamo, piacevolmente stupito, perché i cittadini sono venuti a parlarci di un argomento che poi in fondo non li tocca direttamente, no? Però li ha toccati nella sensibilità, e questo devo dire, mi fa piacere, ecco. Minimo, un'attenzione importante che ci deve essere, un'attenzione che non sempre esiste. Un'altra notizia che compare quest'oggi sul quotidiano La Stampa, ma anche nel panino torinese del Corriere della Sera, e qualcun altro invece si gira dall'altra parte davanti a queste notizie, perché sono le loro tradizioni. Senti qua, a 7 anni denuncia il papà violento, segregava in casa la moglie sottoposta alla Sharia. Naturalmente il marito era un egiziano. Per il marito la donna non doveva né imparare l'italiano né lavorare. La GIP ha disposto per l'uomo il divieto di avvicinamento. È accaduto a Torino, ma troppo spesso in queste grandi città il comune, quasi sempre, purtroppo naturalmente per noi che vorremmo che cambiassero le cose, il comune è amministrato dalla sinistra, dal Partito Democratico. Troppo spesso ci si gira dall'altra parte davanti a questi fatti, perché sono le loro tradizioni, perché la donna che mette il velo è comunque un qualche cosa di normale per loro, e quindi finché non si arriva a questo, un ragazzino di 7 anni che ha chiamato la polizia denunciando il papà che continuava a dare calci alla moglie, e la moglie che camminava tutta storta in mezzo alla strada, nessuno se ne accorgeva, o comunque nessuno osava dire niente. In questi casi siamo a Torino, ragazzi, non siamo in Iran o in altre situazioni. Certo. Ci si gira dall'altra parte. Guarda Semmi, a Torino ci sono certi quartieri dove 10 anni fa i pochi negozi italiani esponevano un banner tricolore per sottolineare il fatto che quelli erano gli ultimi negozi italiani rimasti, nel senso che la normalità già 10 anni fa erano i negozi arabi, i negozi cinesi, i negozi medio orientali, e come 30 anni fa i negozi cinesi mettevano le lanterne fuori, le scritte in cinese per far capire che erano negozi etnici cinesi. 10 anni fa già i negozianti italiani dovevano mettere fuori un banner tricolore per capire che quelli erano negozi etnici italiani. Ora in quelle stesse zone di Torino sono rimasti quei negozi anche col banner tricolore, come una sorta oramai di decorazione o di retaggio di quello che era, ma anche quei negozi sono stati comprati dai cinesi, dagli arabi, dagli africani e via dicendo. Ci sono certi quartieri a Torino dove veramente, se sei bianco, ti senti a disagio, dove è strano vedere una persona che non sia di origine extracomunitaria, dove di fatto iniziano a comandare loro, ed è molto pericoloso questo, è molto pericoloso. Io mi ricollego al caso dell'Askatasuna, perché amministratori di Torino, consiglieri comunali di Torino, della sinistra radicale, hanno dichiarato che quando si parla con Askatasuna bisogna partire dal presupposto che Askatasuna, che è un centro sociale, il Leoncavallo di Torino, per chi non lo sapesse,
che a scatasuna riconosce il concetto giuridico di possesso ma non il concetto giuridico di proprietà, e quindi il comune, a detta di questi consiglieri dell'extra sinistra, quando si interfaccia con questo centro sociale, con questi delinquenti, deve partire dal presupposto che loro non riconoscono deve relativizzare e partire dal presupposto che queste persone non riconoscono il concetto di proprietà ma solo il concetto di possesso, e quindi possono occupare abusivamente una casa, come faceva anche l'eurodeputata Salis prima di diventare eurodeputata. Ora, partendo da questo presupposto, questo vuol dire che da qui a 10 anni, da qui a pochi anni in realtà, forse anche meno di 10, qualcuno nell'amministrazione di Torino potrebbe dire tranquillamente, ma in fondo è la loro cultura, quindi bisogna relativizzare. Se la loro cultura, il loro retaggio culturale è la Sharia, bisogna lasciare capire che e partire dal presupposto che loro devono auto-applicarsi la Sharia dove sono in maggioranza e dove praticamente oramai comandano le vie, i quartieri dove comandano loro, perché se bisogna applicare questo concetto al centro sociale, a questo punto applichiamo anche questo concetto agli arabi o comunque a chi è di religione islamica, e quindi diventa tutto, una volta che si relativizza, diventa tutto normale, diventa normale le donne con il burqa, diventa normale segregare le bambine in casa, diventa normale picchiare le donne perché vogliono vestirsi all'occidentale, tutto si relativizza, e quindi dopo diventano normali le ronde islamiche di controllo per vedere se la Sharia viene applicata, e quindi diventa tutto normale, come oramai è purtroppo tragicamente, terribilmente diventato normale in certe città del nord Europa, in qualche banlieue di Parigi, come per esempio nel famosissimo quartiere Molenbeek di Bruxelles, come nella Londra che oramai è chiamata Londonistan all'araba, no? Con il finale del nome come se fosse un paese, una capitale di un paese arabo, e certe zone di Torino sta diventando così, dove tutto diventa, e purtroppo a tendere con questi governanti, con questo sindaco terribilmente inutile, questa giunta con dentro un'ultrasinistra radicale, tutto diventerà assolutamente normale. Fortunatamente la Lega si oppone, il centrodestra comunque ci viene dietro, tanti cittadini sono incazzati di questa situazione, la maggioranza dei cittadini incazzati sono cittadini di centrodestra o anche persone che votavano centrosinistra, però si sono accorti che forse hanno votato nel modo sbagliato, le femministe come sappiamo non pervenute. In tutta questa storia io però voglio guardare un lato positivo di un bambino eroe, di un ragazzino eroe, di un ragazzino nato in quel contesto, nato in praticamente quel mondo, ma che fortunatamente i contatti con il nostro mondo, vai a capire la nostra cultura, la nostra televisione, i compagni di scuola, i compagni di classe, gli insegnanti, in questo caso insegnanti come figure positive, amici magari italiani o amici magari diciamo extracomunitari o stranieri ma non islamici, insomma un ragazzino che si è ribellato a quel mondo, e quindi io, nonostante tutto questo, ci voglio vedere un qualche cosa di positivo, e quindi dico bravo quel ragazzino, diamo una medaglia a quel ragazzino, perché quel ragazzino che si è ribellato a quella cultura, non voglio essere volgare perché non si dice a un parlamentare, però ecco, quella cultura sbagliata, ecco, per non farmi trascinare, diciamo, anche dell'emozione con cui vi sto dicendo questa cosa, perché sono ovviamente notizie che fanno arrabbiare anche chi è in Parlamento, anche chi insomma vede queste cose, ne sente di tutti i colori dalla gente qui al mercato dei gazebo e anche fuori dai mercati dei gazebo, però sono robe che effettivamente fanno incazzare, però
guardiamo il momento positivo, che quel ragazzino si è ribellato alla sua cultura e alla sua sharia di fatto, e si è ribellato a questo genitore e ha in un certo modo salvato la madre prima che fosse troppo tardi. Quindi bravo a quel ragazzino. Quel ragazzino è l'immigrazione, anche se probabilmente è nato in Italia, però quel ragazzino è l'integrazione contro purtroppo un altro 90% che non si vuole integrare. Ecco, valorizziamo quel ragazzino. E come, e naturalmente anche voi genitori, voi nonni, potete fare qualcosa prima che questi personaggi appartengano alle famose baby gang, a quegli esseri strani che vanno in giro rubando, picchiando, violentando, eccetera, cercando di avvicinare, di salvare, tra virgolette, in senso buono, chi effettivamente non ha ancora conosciuto queste tristissime realtà. E sappiamo che i nostri ragazzi sono a contatto già piccolissimi, già a 10-12 anni, con queste gang che girano nelle città grandi e meno grandi e che sono capeggiate naturalmente dai cosiddetti figli del barcone. Ancora qualche minuto, siamo collegati con San Benigno Canavese, dove c'è l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, che ha aperto il gazebo e che chiaramente vi aspetta direttamente sul posto. Alessandro, ci stanno scrivendo in tanti che ti salutano caramente, ma non possiamo far finta di niente. È una domanda sul fronte internazionale e nazionale, te lo devo fare, perché domani vanno tutti in gita, PD, Sì. IV, AVS più Europa, tutti sull'isola di Ventotene, signore e signori. Questi sono i problemi della gente, il manifesto di Ventotene e robe che uno dice ma davvero per loro sono questi i problemi. Il Rearm Europe, dove siamo gli unici che seriamente, quelli della Lega intendo, abbiamo detto no, chiaramente no. E naturalmente le polemiche, perché quando la Lega dice no è no, e quindi poi ci sono quelli che intorno vanno a fare la polemica, ecco, Certo. però guarda un po', poi vedi la Meloni, e anche a livello europeo, insomma, ha avuto un certo imprinting e una certa spinta positiva da parte della Lega su questo fronte. Giglio Vigna. Allora, guardate, io vi dico questo, ovviamente ho ascoltato tutto il dibattito, perché si tratta di temi europei, di temi che tratto io come presidente di commissione. Allora, poi in questi giorni sono anche andato a rileggermi il manifesto di Ventotene e l'ha detto benissimo Riccardo Molinari nel suo intervento in aula. Colleghi parlamentari di sinistra, cittadini che votano il Partito Democratico, ma guardate che il documento di Ventotene, nella sua idea di Europa, è molto distante da questa Europa. Cioè, il documento di Ventotene parla di una Europa insomma sociale, di un'Europa dei diritti, dei lavoratori, si spinge anche molto in là con questi concetti, come è stato ribadito in questi giorni. Un documento di sicuro di un'estrazione di sinistra che prevede questi famosi Stati Uniti d'Europa. Io mi riconosco di più forse nella Carta di Chivasso, che prevede un rassemblement di popoli d'Europa, no? Come poi la Lega ha ripreso decenni dopo, e come ancora oggi noi diciamo. Ma questa Europa turboliberista, ma questa Europa delle case green che ti fa svalutare la casa e tu devi vendere la casa alle multinazionali, alle holding immobiliari del nord Europa, ma questa Europa dei vincoli di bilancio e delle politiche ecoradicali che mettono in crisi la produzione, le fabbriche, gli operai, gli imprenditori che aprono la sera cinesca alle 5:30 del mattino, ma questa Europa dei vincoli di bilancio, del
patto di stabilità sopra a qualsiasi ragionamento di tipo sociale. Questa Europa che ha fatto fallire la Grecia con gli ospedali della Grecia che a un certo punto non funzionavano più e la gente che non poteva più curarsi. Questa Europa non è l'Europa prevista dal manifesto di Ventotene, siamo molto distanti da quell'idea di Ventotene, che è un'idea di sinistra, che è un'idea, come abbiamo detto, anche con toni eccessivi verso una certa parte politica, ma questa non è quell'Europa lì, questo è tutto il contrario di quell'Europa lì, è un'Europa dove la Commissione è un organo che comunque non è eletto direttamente dai cittadini, l'Europarlamento ha ancora comunque troppo poco potere ed è l'unico organo che è eletto dal popolo e non può incidere su quello incidere in modo reale, in modo importante su quello che su quello che decide la Commissione. È un'Europa che comprime lo spazio di legiferare degli stati, dove vi sono dei governi eletti dai popoli e dei parlamenti che sono eletti dai popoli d'Europa. Quindi i colleghi di sinistra, la gente di sinistra che si riconosce in quel manifesto dovrebbe capire che gli obiettivi di quel manifesto sono stati disattesi da questa Europa, cioè o una roba o l'altra, o sei d'accordo con quel manifesto o sei d'accordo con questa idea d'Europa. Io però devo dirti una cosa, sai che a me dispiace e su questo glielo dirò poi alla Premier, ovviamente col garbo istituzionale che bisogna usare quando ci si rivolge al Presidente del Consiglio. Io glielo dirò alla Giorgia Meloni quando ne avrò l'occasione. Tutta questa polemica su Ventotene ha un po' distratto l'opinione pubblica dal fatto che ieri la Camera dei Deputati ha votato un documento, l'altro ieri la Camera dei Deputati ha votato un documento che è la risoluzione che abbiamo scritto in Commissione 14ª insieme anche ai capigruppo, quindi Molinari Romeo, insieme anche a professor Bagnai, professor Borghi, eccetera, eccetera, lato Lega, ma abbiamo scritto in maggioranza, che è la risoluzione di maggioranza in cui vi sono dei punti molto chiari e fra i punti molto chiari c'è che l'Italia non è d'accordo all'esercito unico europeo, che l'Italia è d'accordo sia ad aumentare il livello di sicurezza dell'Europa attraverso azioni, attraverso insomma, operazioni della cybersicurezza, il fronte sud del Mediterraneo dove arrivano i barconi con i trafficanti, eccetera, 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 ma non è d'accordo all'esercito unico europeo. A me quello che dispiace è che questa polemica su Ventotene ha distratto l'opinione pubblica da quella che forse era la notizia più importante, ovvero la Camera dei Deputati non ha dato mandato al governo di parlare di esercito unico. La risoluzione di maggioranza, con un forte imprinting della Lega, con molta posizione della Lega al suo interno, non ha dato mandato al Premier di parlare di esercito unico, e la stessa Premier, non ha parlato di esercito unico, ma ha parlato degli stessi concetti che noi abbiamo scritto nella risoluzione, i concetti che vi ho detto poc'anzi. E sul tema internazionale, dentro la risoluzione di maggioranza sono citate per esempio le trattative che sono avvenute a Jeddah guidate dagli Stati Uniti di Donald Trump. Il nostro Parlamento ieri ha riconosciuto il ruolo importantissimo che gli Stati Uniti d'America stanno svolgendo in questo momento per portare la pace in quella martoriata regione del mondo, e quindi di fatto disconoscendo le azioni
di Bruxelles che non vede di buon occhio, e non si capisce ancora perché, queste trattative, o meglio si capisce perché evidentemente non sono d'accordo con chi sta guidando queste trattative, ovvero Donald Trump. Avete capito, signori? Il metodo Ventotene per distrazione di massa. Grazie davvero, onorevole Alessandro Giglio Vigna. Sempre un piacere stare in compagnia e sentirti fare questa fotografia importante del momento. Certamente ci risentiamo nei prossimi giorni qui su Radio Libertà. Grazie Sammy, un abbraccio. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che per il momento si zittisce, sì, ma soltanto per 10 minuti al massimo, anzi meno, perché tra pochissimo il terzo tempo della nostra controinformazione si chiamerà Musica Indipendente.